Si chiama Marisa, ha 53 anni, viene da Marsala ed è in cerca dell'uomo ideale, dell'anima gemella che fino ad oggi purtroppo non ha potuto incontrare. Ciao Marisa! Ciao Alberto! Ciao amici telespettatori! Ciao amici telespettatori, io sono qua, Marisa! Allora Marisa bella, allora, Marisa, ascoltatemi. quanto tempo è che sei single, Marisa? Un 3-4 anni che sono single. Cioè, 4 anni che non hai? Un ragazzo, un uomo. Intanto è una cosa strana. Un ragazzo è un con bell'uomo. tutti questi uomini che ci sono in giro, Ma single. no, io sto molto dentro, lavoro dentro e non cerco molto. Adesso è l'occasione giusta Cioè, mi pare e giusto. speriamo che il Signore mi aiuta. Certo, noi siamo qua appunto per tentarci. Giusto? Ci sentiamo di trovare l'anima gemella, Sì. o un'amicizia particolare, un'amicizia affettuosa, Certo. non chiedo niente, non chiedo la luna, ma comunque voglio, insomma cerco un uomo da 45 ai 55 in quanto io ho 53 anni. Sono questa, non sono molto magra, se mi accettate con la mia ciccia. Vabbè, la carne comunque, ci sono molti uomini a cui la carne piace. A cui la carne piace. Meglio la carne che le ossa. Che le ossa, perché hanno qualcosa da toccare. Però per adesso non Sì. c'è niente da toccare. Mi sto attaccata qua ad Alberto. Vabbè Marisa, parliamo ora di quest'uomo che noi andiamo cercando. Noi abbiamo chiarito l'età, giusto? Dai 45 in su. Da 45 ai 55, Ai per 50. una regolazione. Preferenza di città ne hai? Preferenza di città io vorrei Trapani e zona limitrofa, quindi la Esatto. provincia. Esatto. Quindi se viene qualcuno di Catania è meglio che non si parte perché No, a meno che attenzione. un'amicizia telefonica, ma se viene qualcuno di Catania e mi telefona ed è la persona che mi piace, Esatto. che mi, insomma come si dice, che mi fa un certo effetto, Il colpo di nella fulmine, voce, che ti fa spuntare il colpo di fulmine. E ovviamente che si parta da Catania per venire da te. È giusto. Quindi si può partire da Catania, quindi parlando telefonicamente Sì. e quindi accettando il suo modo di dire, di parlare, perché io cerco una persona colta, Esatto. come lo sono io, perché ho letto tanti libri, Certo. non sono una professoressa, ma tutti mi chiamano insegnante, Certo. ho scritto molte poesie, ho fatto qualche libro, quindi i miei libri sono stati venduti qua così in città, Sì. in città di Marsala. E ho scritto le poesie nei vari corrieri, cioè nei giornali Sì. normali di Marsala c'è, di Trapani Sera, insomma, così. Esatto. Vabbè, parliamo ora se hai preferenze di aspetto fisico. Hai preferenze di aspetto fisico? Come preferenza di affetto fisico, essendo già che sono pure bella in carne. Esatto. Quindi se l'uomo è in Non carne. è pure in carne, mi Esatto. va pure bene. Mi perché pare io giusto. ma se si presenta anche un uomo magro e gli piace, e gli piaccio io così, Certo. un po' più cittadina. Io ti posso dire che è tutta questione di gusti. È tutta questione di gusti, perché io ho visto molti uomini e donne abbastanza grasse e con uomini molto magri, Certo. anche con una elevata differenziata età. Sì. Per dire la donna più piccola, l'uomo molto più grande, Esatto. per dire 10 o 12 anni. Ma comunque, poi una volta che mi vedete Su YouTube. là, quindi magari Su guardano là YouTube. pure, così mi guardano, Cioè. mi vedono. Mi vedono pure là. E quindi questa persona, come ho detto io, deve essere elegante, Esatto. una persona istruita, Colta. è una persona umile, una persona che cerca un'altra persona intanto per affetto, per Esatto. amicizia, e poi se si sviluppa l'amore, Certo. l'innamoramento, Certo. ben venga, perché è la cosa più bella che Certo. a questa età non siamo bambini, Esatto. non possiamo cercare avventure quali non mi interessano,
io cerco un uomo che sia solo un uomo Vero. veramente vero. Un uomo vero. Un uomo vero. davvero. Perfetto, abbiamo detto tutto. Di buone Va bene, ma Marisa, anche- parlaci un po' di te, dai modo a questi uomini di conoscerti meglio. Cosa ti piace fare, cosa fai durante il giorno, come passi il tempo, Sì. il tuo sogno nel cassetto, i tuoi obiettivi nella vita, obiettivi proprio primari. I miei motivi, quelli primari quando ero molto più giovane, erano moltissimi. Sì. A me piaceva suonare molto il piano. Suonare il pianoforte? Una pianola, ma ho avuto dei problemi a livello fisicamente di vista, Sì. per cui non ho potuto continuare gli studi e quindi ho dovuto levare. Mi sarebbe piaciuto prendere una laurea, perché sono persone intelligenti, Certo, tutti certo. me lo dicono, in quanto scrivendo poesie, racconti. Comunque si vede che sei una qualsiasi persona a cui piace studiare. io ho letto dai 30 ai 40 libri molto spirituali, le cose che più mi interessavano, cioè, tipo Osho, Reinhardt, tutte le filosofie orientali Sì. che hanno una religione tipo. A me piacerebbe un sogno che mi piace è E sarebbe? andare in India. Oh, Andare in finalmente! India E allora può andare a darsi trovare che una quest'anno... comunità, una comunità di Osho. Allora può darsi che sarai fortunata nel momento in cui troverai quest'anima gemella, questo uomo ti porterà finalmente in India. Io lo spero In tantissimo, India, perché sei una brava persona, sei una persona buona soprattutto. È una persona buona di animo, però piano, non mi devono pestare i piedi, Logico. perché io chiudo subito. Certo. Quindi se chiedo una persona per bene, chiedo una persona acculturata, non essendo che deve essere come si dice, un mistero di persona, ma anche Una persona. un mistero di persona come me, Sì. come in qualità di intelligenza al mio livello, al mio modo di vedere, perché io sono di larghe vedute. Certo. Vabbè, Questo vabbè, è. non ci soffermiamo più di tanto perché abbiamo poco tempo. Andiamo alla cosa proprio. Stringiamo. Stringiamo. Guarda, Amici telespettatori. e do un saluto. Esatto. Allora, amici telespettatori. Ciao, ciao, ciao. Stiamo cercando uomini che partono dai 45 e arrivano massimo ai 55 anni, zona di provenienza Trapani e provincia. Se ne telefonasse qualcuno di Catania, ben venga, l'importante però che lui si deve trasferire e venire a trovare qui. Devo dire se telefono quello di Catania che hanno un brutto, come dicono i marsalesi sono asineggi, i giapponesi sono cornatini, Eccetera, eccetera. Cioè praticamente il catanese si dice soldo falso. Esatto. Io non voglio un catanese soldo falso, perché Esatto. io un catanese con i soldi. Perfetto, Ma non andiamo faccio. cercando una persona che stia bene economicamente Grazie, e soprattutto ciao. stia bene fisicamente. Per tutte quelle di voi che volessero contattare Marisa, ripeto 53 anni di Marsala, non possono fare altro che chiamare al numero di telefono che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero personale di Marisa, chiamate quel numero lì e lei vi risponderà. Marisa, in questo momento ci sono questi corteggiatori, ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai. Allora, se un sogno è vero sia che si può sognare nella notte, nel sonno e nella realtà, che ben venga un uomo, una donna, l'amicizia, l'amore, il furore, la speranza, per questo io vado avanti per vivere una vita migliore. Non migliore, ma molto migliore. Perfetto, ha detto tutto, per cui amici corteggiatori fatevi sentire. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Marisa da Marsala. ciao ciao. Ciao ciao. Chiamate, belli numerosi, chiamate, belli numerosi, numerosi. chiamate. Eventualmente ci possiamo scambiare anche qualche poesia, qualcosa Esatto. con qualche A pittore, posto. qualche scultore.